Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Shogun 2 Total War. Oggi ci ritroviamo all'interno del nostro campo innevato, iniziamo subito lo schieramento. Vi ricordo che stiamo combattendo questa imponente battaglia poiché disponiamo anche delle unità navali alla deriva, quindi possiamo utilizzare il loro fuoco di copertura. Vediamo un po' come funzionano queste battaglie. Allora, l'esercito nemico è davvero molto piccolo, dispone di due unità, solo due unità di lancieri, però voglio vedere come funzionano per bene queste battaglie con le navi che interagiscono. Allora, supporto navale ragazzi, ecco qua. Le nostre navi attiva, disattiva, mira. Intanto facciamo avanzare il nostro esercito ragazzi, perché se no non ci Generale, muoviamo più. signore, mostrategli come combattono i veri uomini. Bene, allora, attiva mira bombardamento, numero di proiettili da sparare durante il bombardamento. Proiettili per raffica 25, tempo all'impatto 11 secondi. Ci credo, sono lontanissime le nostre navi. Durata del bombardamento 9 secondi, periodo di attesa 163 secondi. Una volta attivata, clicca con il tasto sinistro sull'area che vuoi bombardare. Allora ragazzi, fermiamo un attimo il nostro esercito. Allora, concentrato, supporto concentrato oppure supporto di zona. Possiamo essere supportati nell'area. Allora, vediamo un po' il nostro nemico cosa sta facendo. Avanza anch'esso, quindi siccome vogliamo utilizzare questo fuoco navale, lo attendiamo qui e anzi torniamo anche un po' indietro. Credevo che potevamo utilizzare subito questo supporto navale. Comunque è molto utile. Ovviamente questa è una battaglia già vinta, ragazzi. Stiamo utilizzando questo combattimento dal vivo perché voglio vedere come funziona questo combattimento. Wow ragazzi, guardate un po', ero in attesa, guardate quello che è arrivato, non sono riuscito a prenderlo direttamente. Stavo attendendo qui, guardate delle cannonate che sono arrivate direttamente dalla costa. Credevo che arrivavano dopo immediatamente, infatti ho dimenticato gli 11 secondi di attesa. Guardate un po' delle falle all'interno del terreno, quante unità abbiamo distrutto. Guardate, abbiamo distrutto tantissimi uomini. Il nostro generale è impazzito però. Guardate ragazzi, il bombardamento navale esiste davvero. Guardate un po', non sono riuscito a prenderlo immediatamente perché stavo attendendo. Però guardate un po', sono arrivate direttamente le cannonate dalla costa. Dopo ben 11 secondi hanno freddato diverse unità. Molto utile questa modalità. Andiamo avanti allora con le nostre unità, ragazzi, visto che abbiamo capito per bene come funziona. Avanzate, cari amici miei. Allora, queste unità le facciamo attaccare qui. Wow, fortissima questa modalità del bombardamento navale, ragazzi, anche se le navi non si riescono a intravedere perché si ritrovano davvero in lontananza. Andiamo avanti, i nostri cachi coiari li possiamo benissimo fermare, visto che le nostre unità a breve faranno fuoco. Queste unità possiamo spostarle sul lato. Vediamo un po'. Andiamo avanti con i nostri cachi coiari, ragazzi, vediamo se riusciamo a buttarli giù prima che arrivino. Andiamo, attiviamo la modalità corsa. Avanzamento rapido ragazzi, che aumenta anche la velocità e ovviamente la carica dei nostri uomini. Andiamo, queste unità le possiamo spostare sul lato. Ormai questa è una battaglia vinta ragazzi. Queste unità possono ancora sparare perché si trovano in portata. Queste possiamo fermare, altrimenti spariranno addosso ai nostri uomini. Bene. Ok. Wow ragazzi, il bombardamento navale è davvero molto bello. Anzi, ora adesso lo riattiviamo nel momento in cui scapperanno le unità. Vediamo un po', spostiamo le nostre truppe indietro. Voglio riattivarlo per prenderlo davvero molto bene, il bombardamento. Ecco qua, le truppe stanno andando via. Adesso utilizzeremo il nostro bombardamento 11 secondi. Allora, questa volta facciamo un supporto di zona. Vediamo un po', adesso arriveranno le cannonate. Vediamo un po', 11 secondi. Eccole, eccole. Guardate, eccole, arrivano dall'alto ragazzi. Un supporto di zona. Che bella mira che hanno. Guardate un po', hanno freddato pochissime. Guardate un po' delle unità che hanno distrutto. La stessa cosa è avvenuta qui nel momento in cui abbiamo colpito queste unità. Questa modalità assedio navale ragazzi è davvero molto bella, soprattutto nelle battaglie di questo, non di questo genere, nel momento in cui troviamo tantissime unità. Servono davvero per spezzare il morale al nemico. Vediamo un po', ormai questa battaglia è finita ragazzi. Torniamo all'interno del nostro campo di battaglia, della nostra campagna, e vediamo un po' che cosa abbiamo combinato all'interno di questa battaglia. Vittoria decisiva ragazzi, guardate un po', solo 13 unità perse. Il fuoco di copertura navale ha contribuito ad infliggere perdite. Guardate un po', possiamo chiudere la nostra modalità riassunto e vediamo un po' le nostre navi se possono continuare a far fuoco sul nemico. Hanno colpito altre 22 unità. Adesso possiamo finire ormai il nostro nemico. Vediamo un po', ormai rimangono solo 15 uomini. Ok, risolviamo automaticamente ragazzi, non è importante combattere questa battaglia. Bene, allora diamo una bella occhiata alla nostra zona. Che cosa sta succedendo? Allora, i nostri lavori sono stati sospesi a causa di questo stronzo che ci ha distrutto la piccola unità, anzi il piccolo cantiere. Adesso andiamo con queste unità ad aiutare il nostro caro amico Pinocchio, perché sta succedendo qualcosa di strano all'interno di questo territorio. Quindi vediamo un po' cosa accadrà. Intanto queste unità portiamole all'interno della nostra cittadina. Abbiamo un nuovo generale ragazzi, fate un bel saluto a questo grandissimo generale Naito Akitoshi.
Prendiamo intanto la nostra flotta, che è stata utilissima in questo combattimento, mi ha colto un po' alla sprovvista, però vedremo se riusciremo ad attaccare il nemico. Allora, che cosa sta succedendo qui? C'è questo esercito nemico che probabilmente attaccherà la nostra città, vediamo un po' come difende. Guardate un po', ragazzi, ci ho ripensato, guardate un po', anche le nostre unità in modalità assedio possono richiedere il fuoco di copertura all'interno quindi di questa schermata, e ovviamente, probabilmente in quella modalità non ci ritrovavamo in una vera e propria copertura, non entravamo nel raggio di bombardamento. Adesso allora combatteremo questa bella battaglia di assedio, vedremo un po' che cosa accadrà utilizzando questo fuoco di copertura navale. Intanto, come avete potuto vedere, il nostro caro Pinocchio è entrato in combattimento con questo nuovo nemico, quindi ha attraversato il suo territorio, e ovviamente ci ritroviamo nel 1867 nella battaglia di Odawara per provare questa modalità, questo combattimento navale, quindi questo bombardamento navale. Voglio vedere proprio le unità navali come interagiscono con con le nostre unità. Le condizioni meteorologiche, ragazzi, ci favoriscono, troviamo un clima molto secco, e allora proviamo ad attaccare questo nostro nemico. Intanto diamo un'occhiata se all'interno del mare circostante ci sono le nostre unità navali, vediamo un po' se le ritroviamo. No, non c'è nessuno, probabilmente saranno molto a largo. Allora andiamo dalle nostre unità e proviamo ad attaccare questa cittadina. Allora, abbiamo 2 unità di katana che possiamo utilizzarle per conquistare. Queste unità di fucilieri possiamo posizionarle su questo frontone. Molto bene. Perfetto, le unità di katana ovviamente le seguiranno. Mettiamole qui in formazione allargata. Ok, queste unità possiamo selezionarle sotto un unico gruppo. Perfetto, e queste altre 4 possiamo posizionarle vicino al boschetto. Bene, allora il nostro Pinocchio verrà accompagnato dalla bella cavalleria vicino alle nostre unità. Facciamo un altro bel gruppetto, e anche un altro bel gruppetto per le nostre katane. Signore, attaccate! Colpite e riempite di paura i loro cuori! Certo, amico mio. Allora, ragazzi, possiamo avanzare con le nostre unità. Ovviamente, come potete vedere, sulla destra abbiamo il nostro supporto navale, la nostra modalità di bombardamento. Avanziamo con tutte le nostre unità. Ovviamente dobbiamo colpire le unità principali. In questo caso quelle che ci daranno più problemi saranno queste 2 fanterie di leva della guarnigione, ma noi vedremo se scavalcheremo da questo lato. Intanto voglio vedere come funziona in un assedio questo bombardamento navale. Ecco, ragazzi, come potete vedere possiamo bombardare adesso le nostre unità nemiche. Adesso utilizzeremo il nostro fuoco concentrato in una piccola zona, molto più preciso del fuoco in aria, perché come vi ricordo, guardate un po' quanto è grande l'area, per bombardare quindi ampi spazi, perché nel caso in questo castello trovavamo tantissime unità, potevamo utilizzare questa modalità. Allora, il fuoco concentrato, ragazzi, lo vogliamo su queste unità rompiscatole, e vediamo un po' le nostre navi come si daranno da fare. Intanto avanziamo con le nostre unità di leva, la nostra fanteria di leva, facciamo scavalcare questi muretti anche con le nostre katane. Andiamo da questo lato, vediamo un po' se arrivano le nostre cannonate dalla riva. Probabilmente occorreranno 11 secondi, come potete vedere, prima del bombardamento. Andiamo, ragazzi, muovetevi in avanti. Vediamo un po', attendiamo queste cannonate dall'alto. Avanti, amici miei, fate fuoco. Vediamo se arrivano. Eccole, eccole. Wow, guardate un po', ragazzi, le cannonate dalle navi come arrivano, come distruggono tutto. Guardate come saltano i nemici. Sembra che abbiano delle molle al di sotto. Quanti nemici abbiamo ucciso? Guardate un po', li abbiamo proprio distrutti, spappolati. Guardate quanto è utile questo bombardamento navale. È una cosa innovativa, proprio fortissima. Oh, attenzione, alcune katane sono state bersagliate, le abbiamo perse di vista. Maledizione. Comunque è fortissima. Abbiamo distrutto anche delle recinzioni, delle protezioni del nostro forte. Wow. Avanziamo con le nostre katane, forza. Questo esercito possiamo anche portarlo avanti. Vediamo se possiamo intrattenere il nemico e non ci colpisca le nostre care katane. Il nostro Pinocchio, ovviamente, facciamolo avanzare. Avanti, amici miei, salite sul forte. Allora, queste unità le facciamo scavalcare da questo lato, quest'altro da questo. Bene. Avanti, avanti, anche le katane sono fondamentali negli assedi, ragazzi, perché hanno un vantaggio netto nel corpo a corpo e sono utilissime. Allora, vediamo se riusciamo a entrare in portata. Adesso abbiamo distrutto le loro paratie, almeno la maggior parte delle recinzioni, possiamo avere un netto vantaggio. Avanti, 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 avanziamo il nostro caro Frosty Pinocchio, facciamo avanzare. Bene, 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 continuiamo a far fuoco, vediamo un po' come ci ritroviamo in parità. Bene, 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 stiamo iniziando a far fuoco anche con queste unità. Bene, avanti, salite, amici miei. Possiamo mettere adesso la loro abilità. Possiamo ritornare nella formazione normale per essere più efficaci nel corpo a corpo. Ok,
i nemici che si ritrovano al di sopra di questo luogo ritrovano un vantaggio rispetto alle nostre unità, perché ovviamente, come ben sapete, le unità hanno una bella protezione. Avanti, avanziamo anche con con le nostre unità di fucilieri. Avanti andate, amici miei, fate poco su queste unità di lancieri. Avanti, cercate di indebolirle. Olè, guardate un po' quante ne stiamo facendo fuori. Tutte queste mura si mettono davanti, non ci fanno fare nulla. Avanti, prendiamo anche la nostra cavalleria con gli ari, ragazzi, facciamola scendere in tal caso. Ecco le nostre unità minacciate dalle katane. Ecco le prime katane, ragazzi. Facciamole scavalcare da questo frontone. Andiamo, 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 andiamo. Tutti questi lancieri ormai sono fritti. Li abbiamo uccisi. Non ne rimane più uno. Ok, andiamo. Forse queste katane non ce la faranno, ragazzi. Maledizione. Non credevo che si mettessero qua sopra. Andiamo, andiamo, saliamo, saliamo. Bene, salite, salite, ragazzi. Vediamo che ci sono altri lancieri disponibili. Wow, queste unità possono anche scavalcare questo fronte. Ormai hanno ceduto queste unità. Non credo che resistano ancora. Andiamo, forza. Allora queste unità, vediamo, portiamole avanti. Andiamo, facciamo, anzi incendiamo questo portone, così facciamo entrare anche il nostro carro generale e anche le nostre cavallerie. Ecco le nostre katane, ragazzi, sono appena salite, nel corpo a corpo saranno molto efficaci contro la batteria di leva. Guardate un po' tutte queste unità che abbiamo disponibili, facciamole salire immediatamente. Abbiamo altre katane in arrivo. Andiamo, 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 andiamo. Forza, 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 forza. Il portone è in fiamme, vediamo un po' se si stanno dando da fare questi uomini. Andiamo, salite. Andiamo, andiamo. Ecco, forse si daranno da fare adesso per buttarlo giù. Ecco le katane che si stanno scontrando. Ok. Le nostre katane stanno reggendo molto bene, ragazzi. Stanno facendo scappare un'unità di fucilieri. Eccoli qua i fucilieri che sono appena saliti sulle difese nemiche. Ce la stiamo facendo, non c'è bisogno neanche di bruciare questo portone, ragazzi. È fondamentale bruciare quest'altro, però. Andiamo, ecco il nostro generale che può salire insieme alla nostra cavalleria. Ok, scavalcate, ragazzi, questo muro. Andiamo, andiamo. Forza. Le unità rimarranno qui finché non moriranno. Guardate, però abbiamo ottenuto un netto vantaggio. Possiamo attivare di nuovo la modalità bombardamento. Però, ragazzi, non è opportuno attivare questa modalità adesso, perché ovviamente ritroviamo le nostre unità in quest'arco in questo raggio di mappa, e quindi le nostre navi potrebbero colpirle. Comunque, ragazzi, abbiamo vinto questa battaglia. Abbiamo visto come funziona la modalità assedio navale, e quindi il bombardamento navale è stato fondamentale, perché altrimenti la battaglia sarebbe durata tantissimo tempo con quelle unità messe in quella posizione, e abbiamo colto un'importante vittoria. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti.